Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match, una puntata che questa sera, Ermanno, dedichiamo, possiamo dire, a due, come dire, questioni, chiamiamole questioni a livello, ecco, diciamo abbastanza globali quasi, no? Planetarie. Sì, parliamo della ricorrenza al 70° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e faremo vedere una discreta documentazione, soprattutto quello che è importante è capire i fatti che hanno poi portato alla formazione di questo Stato, che oggi si presenta come uno Stato anomalo, perché possiamo dire che non c'è un precedente rispetto all'evoluzione storica, politica, economica che ha la Cina in questo momento, e poi parleremo invece del clima e vedere qual è la vera soluzione per risolvere il problema del clima, e avremo degli ospiti interessanti, ma torniamo all'argomento che affronteremo adesso, che è appunto la storia della Cina, e con gli ospiti che abbiamo in studio. Presento subito i nostri ospiti che abbiamo in studio questa sera. Abbiamo il professor Simone Mazzonetto. Buonasera professore. Allora, Associazione Italiana Ricerca Rischio Riciclaggio, e anche docente di economia a Ca' Foscari. Grazie di essere qua. Grazie per la sua presenza. Buonasera all'onorevole Rafael Raduzzi. Buonasera, grazie per Buonasera onorevole, esponente del Movimento 5 Stelle. Buonasera al professor Patrizio Zanella. Buonasera. Buonasera professore, un insegnante di storia, grazie per essere qua anche a lei. E poi abbiamo il professor Leonardo Raito, che è docente di storia moderna all'Università di Padova e anche sindaco di Polesella, in provincia di Rovigo. Buonasera. Buonasera a tutti quanti voi, e allora, come sempre, noi abbiamo il nostro spazio riservato alla ricorrenza storica in apertura. Sentiamo la sigla di Memorandum, appunto, che ci dice di che cosa parliamo. Memorandum, storia e memoria. 1° ottobre 1946. Si chiude in Germania il processo di Norimberga. Era iniziato il 20 novembre 1945. Ecco qua allora, il processo di Norimberga, uno di quei, chiamiamolo, dibattimenti che ha fatto sicuramente la storia, ha segnato un punto importante nella nostra storia. Riassumiamo come sempre diciamo, quanto è avvenuto in questo servizio. Il 1° ottobre del 1946, 73 anni fa, con la lettura della sentenza si chiudeva a Norimberga il processo che vedeva imputati 22 tra i maggiori gerarchi nazisti. Già nel 1943 gli americani, i sovietici e gli inglesi, alleati contro i nazisti, avevano pubblicato una comune dichiarazione annunciando un processo contro i responsabili una volta che la guerra fosse finita. Nell'agosto 1945 gli alleati, a cui si erano aggiunti i francesi, si misero d'accordo di formare un tribunale internazionale con 8 giudici, 2 per ciascuno dei paesi alleati, che avrebbe dovuto condurre un processo contro i massimi esponenti dello Stato nazista. Il processo iniziò il 20 novembre 1945, i reati contestati furono complotto e crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Gli imputati vennero riconosciuti colpevoli per la morte di 10 milioni di persone, assassinate, fucilate, soffocate con i gas, uccise per fame, stenti e torture nei campi di sterminio. Alla fine per i gerarchi nazisti ci furono 12 condanne a morte, 3 ergastoli, 4 condanne a 10, 15 o 20 anni di carcere e 3 assoluzioni. Il processo di Norimberga non vide imputati i maggiori protagonisti del Terzo Reich: Hitler, Goebbels,
Himmler, capo supremo delle SS, che si erano suicidati. Adolf Eichmann, uno dei responsabili della soluzione finale, fu arrestato in Argentina e giustiziato in Israele nel 1962. Un altro incriminato fu Robert Ley, capo del fronte del lavoro nazista, che si impiccò in cella prima dell'inizio del processo, il 25 ottobre. Oltre a questo processo si tennero altri 12 dibattimenti con 185 accusati tra medici e giuristi, membri della polizia della SS, capi industriali, ministri e alti funzionari dello Stato nazista. 24 le condanne a morte, 20 ergastoli, 98 condanne tra i 18 mesi e i 25 anni di carcere, 35 le assoluzioni. Era previsto anche un processo separato contro Benito Mussolini, ma, come disse Winston Churchill nelle sue memorie, l'uccisione di Mussolini ci risparmiò una Norimberga italiana. Allora, ecco, queste furono la sentenza di condanna per questi 22 gerarchi nazisti. Professor Zanella, io inizierei da lei questa sera per parlare di questo processo. Dicevo prima, un processo che ha segnato la storia, ha fatto la storia. Sì, effettivamente il processo di Norimberga segna uno spartiacque nella storia del Novecento, ma non solo come portata evidente di quello che fu, ma anche perché mise di fronte l'umanità ad atrocità inenarrabili. Per la prima volta si trattava di trovare anche dei capi d'accusa che non erano previsti dalla legge, e quindi Norimberga fu effettivamente un'operazione anche di coscienza internazionale, così possiamo definirla. Una curiosità interessante è perché si scelse Norimberga e non Monaco o Berlino, come si era ipotizzato. I russi, i sovietici avrebbero voluto farlo a Berlino perché controllavano il settore. Ma a Berlino mi pare che si tenne la prima era un compromesso, la prima riunione della Corte si tiene a Berlino come un compromesso, ma poi tutti gli altri dibattiti si svolsero invece appunto a Norimberga. Norimberga divenne il luogo simbolo sia del nazismo, era stato il luogo dei congressi, delle adunate, era stato anche il luogo dove Julio Streicher aveva fondato un giornale antisemita, Der Stürmer, e quindi Norimberga aveva tutta la simbologia. E poi anche un'altra cosa pratica, semplicemente pratica: Berlino era stata ridotta in macerie, Monaco lo stesso, era rimasto poco di palazzi e di strutture, e Norimberga, proprio il palazzo della giustizia internazionale, si prestava anche come logistica per avere le celle e avere uno spazio che consentisse la mobilità di tutto questo grande, diciamo, avvenimento. Da dire ancora un'altra cosa, si può aggiungere che ebbe una copertura mediatica incredibile, con la presenza di ben 325 giornali esteri. Allora c'era la stampa cartacea più che quella televisiva, ma erano stati accreditati così tanti, diciamo, anche giornalisti, e l'attenzione anche per le audizioni, come abbiamo visto, 400 spettatori, insomma un avvenimento che fece riflettere non poco per i capi di accusa, che allora furono in qualche maniera trovati ex post i fatti. Cioè è interessante, dico un ultimo aspetto, che si scelse la punizione di giurisprudenza anglosassone, cioè che voleva un capo di accusa e che voleva delle persone che potessero anche discolparsi. Ricordo che i russi, non si sa se ironicamente o seriamente, ma avevano pensato a una fucilazione totale, di prendere i veri capi nazisti e di passarli proprio come plotone di esecuzione. Churchill sì, e anche il Presidente degli Stati Uniti si opposero a questa soluzione molto spiccia e pratica, e si mise in piedi un processo vero e proprio. Certo, ma Raffaele Raduzzi, ci fu appunto molta discussione sul, come dire, la scelta di processare appunto i gerarchi nazisti. Beh, sicuramente Norimberga, come diceva giustamente il professore prima, è stata una pietra miliare dal punto di vista storico ma anche giuridico, che ha fatto giurisprudenza, anche pensiamo ai crimini contro l'umanità, tutto questo filone, e poi ha avuto sicuramente un impatto mediatico
politico e quindi una copertura internazionale da questo punto di vista che ha segnato il passo anche dal punto di vista poi sociologico, letterario, altri processi, penso a quello di Eichmann che ha portato poi alla scrittura del famosissimo libro L'origine, la banalità del male di Hannah Arendt, quindi sono cose che rimangono e segnano l'umanità. Poi c'è da dire, qui non voglio sostituirmi ai professori che sicuramente conoscono meglio le cose rispetto a me, ma anche poi gli sviluppi che questo ha avuto in Germania, dove comunque le amministrazioni Adenauer ad esempio cercarono di arrestare un po' quel processo di denazificazione che avevano posto in essere gli alleati che avevano conquistato la Germania, arrivando a quasi, leggevo prima, 8.000 indulgenze e amnistie, di cui 3.000 oltre ad alti funzionari dell'SS e del partito nazista. Però indubbiamente Norimberga è un qualcosa che noi ricordiamo ancora oggi come un segno di civiltà dopo anni in cui la civiltà, diciamo così, era scomparsa in Europa. Ecco Mazzoneto, si diceva prima, dove come dire, viene diffuso al grande pubblico, all'opinione mondiale, quello che era avvenuto in Germania, che forse però si sapeva già cosa era avvenuto. Sì, si sapeva, no? Però fino a un certo punto, nel senso che molte delle atrocità che erano state poste durante il Reich, probabilmente molti non erano a conoscenza. Un esempio banale è quello che emerse dal processo di Norimberga, dove alcuni dei gerarchi nazisti che vennero condannati si scoprì che facevano parte di un board di una banca molto importante, che è la Banca Internazionale dei Regolamenti a Basilea. La Banca Internazionale dei Regolamenti a Basilea noi la conosciamo perché è una banca che esiste tuttora, tutti la conoscono perché è la banca dove è costituito il Comitato di Basilea, che eroga le indicazioni per la regolamentazione del sistema bancario. La banca, subito dopo, costituita negli anni 30, dopo il primo conflitto mondiale, che serviva a obbligare la Germania, che non voleva onorare i debiti di guerra della prima guerra mondiale, si scoprì che la Banca Internazionale dei Regolamenti durante il secondo conflitto mondiale era stata complice del supporto al Reich nel privare le nazioni occupate dei propri beni. Allora, dopo il processo di Norimberga, durante gli accordi di Bretton Woods, cioè subito dopo il secondo conflitto mondiale nel 1944, le forze vincitrici decisero di porre in liquidazione la Banca Internazionale dei Regolamenti. Una liquidazione che non venne mai portata a termine, anzi si trasformò e pertanto venne modificato lo statuto della banca, che è la banca che attualmente oggi conosciamo come la banca centrale delle banche centrali, che è la banca che poi effettua la regolamentazione del sistema bancario ed pubblica i famosi accordi di Basilea, Basilea 1, Basilea 2, l'attuale regolamento bancario, certo, che è recepito dalla CRD4 del CRR, che è Basilea 3, e in fase di studio la Basilea 4. Tanto un incrocio tra un istituto nato per diciamo, sopperire alle coperture delle spese di guerra durante la prima guerra mondiale, trasformata dopo a seguito appunto di questi gerarchi nazisti all'interno del board come supporto, chiamiamolo, essendo poi in Svizzera era il luogo ideale per potersi appropriare di eventuali ricchezze dei paesi occupati. Interessante questo aspetto. I danni di guerra della prima guerra mondiale, come andarono a finire? Allora, tendenzialmente dovevano essere coperti, doveva essere la Banca Internazionale dei Regolamenti a supportare diciamo, il ripianamento da parte della Germania dei... Perché Hitler bloccò... Infatti, cioè, sì, di fatto la banca, questa struttura che doveva supportare e obbligare la Germania a pagare i danni di guerra non entrò mai operativa, anzi si trasformò e generò ulteriori danni, appropriandosi di quello che poteva appropriarsi dei beni nei territori occupati. Pertanto Ma pagarono i danni di guerra o no? No, non li pagarono.
invece di pagarlo. Li pagarono invece no. E l'ultima rata fu nel 2010 e li pagò la Merkel, se vado a memoria, 63 milioni di euro, finì di pagare i danni della prima guerra mondiale. Della prima guerra mondiale. Della prima guerra mondiale. No, la seconda furono dimenticati, abbonati. Un secolo dopo. Abbonati. Quindi un secolo dopo la Merkel ha finito di pagare i danni di guerra della prima guerra mondiale, ma a dettare questa astensione della Germania a pagare i danni di guerra fu un grande banchiere nonché ministro delle finanze tedesco, che fu quello che fu la fortuna di Hitler, no? Processato a Norimberga. Un certo Schacht, che era l'ex banchiere centrale della Germania. Sì, figlio di banchieri, poi portato da Hitler a livello, ed è lui che inventa praticamente i crediti, cioè la possibilità di mettere a disposizione la merce e cambiarla, che non era il trading semplice, ma era un trading molto più complesso, che consentiva alla Germania di commercializzare indipendentemente da una valuta debole che aveva. E allora il marco valeva un dollaro, valeva 4 miliardi e mezzo di Deutschmark, quindi. Ma nell'arco di 3 mesi Schacht bloccò il cambio e stabilì una volta per tutte che il marco valeva quello che aveva deciso lui, e fu processato a Norimberga per crimini di guerra. Ma fu assolto. Viene assolto. Perché era il finanziere dell'attentato di Hitler. E Hitler fece uccidere tutti, compreso la grande volpe del deserto, il generale Rommel, ma non fece uccidere, lo fece imprigionare a Dachau, ma non lo fece uccidere. E alla fine della guerra gli americani lo liberarono. Poi scoprirono chi era e quindi fu portato a Norimberga, che fu uno dei pochi assolti. Ma il denaro è sempre una cosa importante, no? Lui sapeva dove aveva trasferito tutti i beni di tutti i criminali nazisti nelle varie zone dell'America del Sud. E questo è un altro bel capitolo. Certo, ma volevo tornare un attimo al processo vero e proprio, professor Raito, perché anche la Costituzione, diciamo così, quindi come dire, l'incarico ai giudici non fu semplicissimo, no? Se non fu una cosa semplice. Sicuramente è stata una fase, come anticipava il professor Zanella prima, che ha messo una pietra miliare e ha chiuso una stagione drammatica, che è stata la stagione delle ideologie spinte come il nazionalsocialismo, che ha portato a questa tragedia immane di una seconda guerra mondiale, con quel numero stravolgente di morti, esacerbato dalla violenza ideologica che voleva portare alla cancellazione di un popolo, che è stata la tragedia drammatica, no, dello sterminio della popolazione ebraica, però in un secolo che era un secolo già predominato da grandi violenze. Perché non dimentichiamoci che ragionare in scala di violenza diversa rispetto al passato è tutto scaturito dal Novecento, da quelle tecnologie che sono state applicate poi all'ambito militare, che sono diventate armi di distruzione potentissime, da eserciti che erano i primi grandi eserciti di massa della storia, già a partire dalla Prima Guerra Mondiale, e poi qui tutto esacerbato dall'ideologia. Allora io credo, riflettendo sul processo di Norimberga, che il processo di Norimberga sia stato un processo dovuto, che ha scritto in larga parte sentenze che si potevano anticipare, che erano certe, perché qui non stiamo parlando soltanto di una condanna giuridica, qui parliamo di una condanna storica, di una condanna etica, di una condanna morale rispetto a quello che è stato portato avanti da un popolo tutto, accecato dall'ideologia. Questa è la cosa che secondo me va assolutamente ricordata quando andiamo a tracciare un bilancio anche di queste esperienze. Raccontava prima il collega Hannah Arendt la banalità del male, il processo ad Eichmann a Gerusalemme. Se andiamo a rileggere quelle pagine ci rendiamo conto che gli uomini che sono stati condannati a Norimberga in quei processi non erano soltanto uomini o individui in sé, rappresentavano un'ideologia spinta ad un livello assoluto di violenza, cieca, per cui anche un semplice funzionario
come poteva essere l'Eichmann di turno, un funzionario di medio rilievo nel regime nazista, poteva con un tratto di penna cancellare la vita di centinaia di migliaia di persone. Questa credo sia stata la grande aberrazione della storia del nazismo e di quella pagina drammatica che è stata la Seconda Guerra Mondiale. E qui vengo a una breve polemica con quanto è successo recentemente all'Europarlamento, dove gli europarlamentari hanno approvato una risoluzione che va ad attestare di fatto le responsabilità storiche, equiparandole quelle del comunismo e del nazismo nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Allora qui c'è tanto da leggere, c'è tanto da dire, poi io voglio dire una cosa: i politici si occupino di politica e lasciano stare la storia, non si permettano ex post a tanti anni di distanza di voler dare dei giudizi morali e storiografici su bilanci che sono stati tracciati, scritti dai migliori storici a livello internazionale. Non si inventino cose che non servono, perché così si stravolge la storia, o forse addirittura ancora peggio la si banalizza. Ma forse non si stravolge l'attualità, perché condannando il Partito Comunista si condanna anche la Cina. La Cina ha un pregresso non meno nobile di quello che abbiamo parlato adesso. Di conseguenza, come ce la caviamo noi europei che dichiariamo i comunisti fuori legge? Io temo che dietro quella risoluzione c'è anche un po' di banalità anche qui. Ma un tentativo secondo me anche di assoluzione del ruolo delle potenze occidentali, che ad esempio con il patto di Monaco e con altri passi favorirono questa volontà e questo tentativo espansionistico da parte dei nazisti. Quindi equipariamo tutto, mettiamo tutto sullo stesso piano, così chissà, magari vengono dimenticate anche le colpe che come occidentali abbiamo portato avanti in quella fase storica, insomma. Mi viene da pensare anche questo, Non so se i colleghi condividono. Mi è girata parecchio anche sui social uno spezzone del professor Barbero che in scia proprio a questa decisione terribile secondo me del Parlamento europeo, in cui si ripercorrevano un po' le tappe che avevano portato a quel patto tra Molotov e Ribbentrop, i rispettivi ministri degli esteri dell'Unione Sovietica e della Germania, in cui emergevano chiaramente le responsabilità delle potenze democratiche occidentali che non vollero fare un'alleanza con la Russia, che doveva oggettivamente trovare della sicurezza almeno su un fronte, perché era impegnata in una guerra sotterranea col Giappone in Mongolia, e quindi diciamo così anche questa risoluzione, concordo pienamente, va a cercare di mettere un po' la polvere sotto il tappeto di alcune responsabilità che tanti paesi hanno avuto. È l'uso pubblico della storia, no? Che in questo caso viene politicizzato addirittura, quindi succede spesso, anche quando si fanno delle leggi per istituire delle giornate che portano a ricordare, magari anche nobili per certi versi, però c'è un tentativo di uso pubblico della storia che esce dai canali di ragionamento e di riflessione, insomma anche ufficiali, per essere raccontata e divulgata. Però il tema vero non è tanto raccontare e divulgare, è come lo si fa. C'è della buona divulgazione, c'è la divulgazione carente, c'è la divulgazione parziale. Io temo che molto spesso dietro a questo uso pubblico o politico della storia ci sia una divulgazione parziale che fa solo l'interesse di una parte ma non l'interesse collettivo o la costruzione di una cultura di responsabilità, di memoria e di dovuto ricordo rispetto a episodi di questa drammaticità, insomma. Prova ne è, se posso aggiungere, che fra gli storici difficilmente esistono forti contrapposizioni quando si parla di queste categorie. Si tratta invece di mettersi d'accordo con il peso che diamo a queste parole, perché sono diventate più di uso appunto demagogico politico. Quando si considerano questi due sistemi totalitari, perché interpretavano un totalitarismo, possiamo solo dire che erano figli di questa visione, di questa onnicomprensione che ancora si illudeva di poter plasmare l'uomo da una parte e anche dall'altra. Quindi se parliamo che sono figli del totalitarismo, sia l'uno che l'altra ci siamo, diciamo. Quando andiamo a guardare il distinguo con i numeri, le modalità, troviamo molte analogie poi che possono aver fatto affrettare questo giudizio a livello europeo. Però concordo appunto con il collega quando dice che molte volte gli interventi dei politici in ambito storico sono più frutto di una leggerezza, di un tentativo di addomesticare la storia,
storia, di un legittimare visioni storiche e sovrapponendo memorie che a volte tanto non sono sovrapponibili. Insomma. Questa è la grande verità. C'è il tema della memoria condivisa che i politici richiamano spesso. Come fa una memoria ad essere condivisa quando molto spesso la memoria è un qualcosa di divisivo? Cioè io ho studiato le foibe, ho studiato il dramma del confine orientale, dalle diverse parti in cui può essere letto un episodio, come può essere la stessa memoria quella di un parente di un infoibato e quella di un parente di chi ha fatto la resistenza nel movimento comunista jugoslavo? Cioè non è una memoria, la memoria condivisa è un controsenso di natura, cioè, ma non esiste proprio, quindi continuare a sentire queste cose, ma basta andare a vedere i discorsi ufficiali che fanno i politici nel momento in cui si commemorano episodi di questo genere. Io spesso sto facendo un lavoro per una rivista su Basovizza, che è un elemento divisivo, perché Basovizza è monumento nazionale italiano per le foibe, ma per gli sloveni ha rappresentato il luogo della fucilazione di patrioti sloveni nel 1930. Quindi un elemento divisivo. Vado a rileggermi le dichiarazioni che ha fatto Tajani e che ha fatto Salvini il giorno della celebrazione lo scorso anno di questa commemorazione. Tajani addirittura è arrivato a paragonare il dramma del confine orientale della lotta partigiana alla situazione del Venezuela attuale. Vabbè, allora a questo punto diciamo recuperiamo tutto quello che vogliamo e buttiamolo lì nel minestrone, insomma, mi sembra veramente un'assurdità assoluta. I politici fanno la storia, purtroppo, purtroppo ma non la capiscono. Ecco. Allora non penso che sia l'esempio di Basovizza è sicuramente una tragedia, ma vorrei ricordare che Ante Pavelic e il Stepinac, ne abbiamo parlato la volta scorsa, è un francescano che poi fu sollevato a Divinis dal suo incarico di sacerdote, aveva una foiba che l'ha riempita tutta e poi ha detto basta perché li butto dentro, non muoiono nemmeno, ne ha messo 10.000, poi ha cambiato foiba e ne ha messi di più. Allora quando lei fa quella ricerca, ricerchi anche la controparte, poi non occorre commentare, perché il problema della storia è che spesso la commentiamo e allora nel commento nasce un po' di emerge diciamo, l'ideologia, e invece non bisognerebbe, i fatti sono già sufficienti, perché un morto è un morto e spesso 6 milioni di morti sono molto meno rispetto al morto singolo dove racconti la storia, è molto più impregnante, molto più... Ma è quello che io vorrei sapere da voi, la validità del processo di Norimberga. Era valido, non era valido e per quali principi sì e per quali principi no? Beh, possiamo dire che Norimberga ha fatto una scelta contraria a tutta la giurisdizione fino allora conosciuta. E qual era questa scelta? Quella di scegliere o di dover esprimere una condanna senza che ci fosse un capo d'accusa. Di solito nella giurisprudenza c'è questo motto, no? Nulla pena sine legge. Non si può dare una condanna se non c'è una legge che lo prescriveva prima. E i giudici si trovarono proprio di fronte a questo terreno di sabbie mobili. Non avevano delle strumentazioni giuridiche ma l'enormità di quanto era successo, la Shoah era così forte come impatto che hanno operato un lavoro a livello di sussulto di coscienza, e quindi per me questo è il portato in primis, quello di giudicare l'uomo per le sue azioni a prescindere se la legge lo prevede o non lo prevede, visto che eravamo di fronte a qualcosa di mai avvenuto nella storia. Non a caso la tesi difensiva di Otto Stammer, che era l'avvocato difensore, il padrino di Göring, era l'avvocato difensore di tutti i gerarchi nazisti, lui voleva far valere questa tesi, nulla crimen sine legge. Siccome non è previsto da nessuna giurisprudenza una condanna per atrocità del genere, non sono condannabili. Non a caso i gerarchi nazisti, quando gli si misero di fronte ai capi di accusa, loro risposero sempre con due parole: non ricordo, oppure unschuldig, non colpevole. Si ritiene lei colpevole di fronte a questo e questo, non colpevole. Quando però Richard Jackson, che era il procuratore, un giurista di grande fama,
mise fra i documenti dei filmati girati dai nazisti stessi, non montati dagli americani o dai russi, ma mise a far vedere, diciamo, quello che loro avevano girato con orgoglio, perché alcune immagini sono di fonte direttamente nazista. Allora la difesa di questi gerarchi nazisti subì uno scossone, quindi se pensavano di cavarsela in qualche maniera di fronte a prove così tangibili, così evidenti, anche Göring perse la sua baldanza, perché nelle prime discussioni del dibattito, se lo si guarda, ci sono i filmati, è baldanzoso, è sicuro di sé e sfida la corte. Ma quando gli si mettono di fronte, guardate che questa è opera vostra, sono vostri documenti, anche lui ha perso un attimo il suo savoir-faire, il suo autocontrollo. Sì, però la retroattività della legge non era applicabile. Bravo, cioè, allora qual è il percorso che fa la giurisprudenza di Norimberga, che poi è quella che detterà legge per tutti gli altri processi di crimini. Era crimini contro la guerra, contro l'umanità e contro la pace. E su questo bisogna sottolineare altre volte, perché, e torniamo a quello che dicevamo un attimo fa, perché viene invocato il patto Molotov-Ribbentrop. E come mai allora qualcuno dice stiamo processando i nazisti ma non processiamo i russi, i sovietici? E lì nasce un altro diciamo, scontro legale, perché io applico la legge e il mio giudizio è valido nella misura in cui io mi appello a una legge fondata, già scritta e già applicata. Ma naturalmente credo che ci sia stato poi, come diceva il professore Raetto, che è prevalso il senso della colpa e dell'etica, che ha fatto sì che, siccome questi sono crimini comunque al di sopra di qualsiasi immaginazione, vale la pena di prenderli in considerazione indipendentemente dal fatto che c'era una legge internazionale specifica, tant'è che loro invocano poi le leggi di tutte le nazioni partecipanti, sia incriminate come quelle tedesche, sia invece le leggi dei paesi che hanno vinto. Però nasce un altro problema. È possibile che io prenda un mio prigioniero e lo processo, e questo va contro i diritti di Ginevra, e quindi nasce un altro scontro, perché il processo non fu un processo sommario, quello di Norimberga, ma mise le fondamenta per tutto quello che venne dopo. E disse: allora non è possibile che noi processiamo delle persone che hanno compiuto, ordinato consapevolmente degli omicidi di massa in questa maniera. Beh, naturalmente la storia e la realtà. Nel banco dei giudici c'erano anche giudici sovietici, e quindi non potevano dire anche noi facciamo parte di queste cose. Però si sa che la giustizia ha i suoi limiti, però ha creato un precedente che è appunto quello di creare un tribunale internazionale, perché da Norimberga nasce poi il Tribunale internazionale dell'Aia, dove poi successivamente in varie occasioni sono stati giudicati altre persone che in un conflitto si sono comportate male. Ma quello che dice Churchill, dice: speriamo che non ci sia un'altra guerra, perché sarei molto preoccupato, lo dico un po' così, perché Churchill aveva un'esperienza del Sud Africa abbastanza importante, e poi sapeva che le guerre non hanno un dritto e un rovescio, e quindi tutti i vincitori avrebbero avuto diritto di giudicare il vinto, e di conseguenza l'epilogo sarebbe stato lo stesso. Il particolare è
il giudizio dei giudici, perché la maggior parte dei giudicati a Norimberga, oltre ai 24 importanti gestori del partito nazista, furono giudicati i giudici tedeschi che non avevano giudicato correttamente. E quindi fu una cosa un po' particolare anche in questo senso, cioè i giudici alleati giudicavano, prendevano a riferimento il giudizio che i giudici tedeschi o i giudici appunto degli avversari avevano dato durante il periodo del nazismo, e di conseguenza però questo processo di Norimberga, che sembrava decollasse e potesse dare un risultato anche etico per le generazioni future, fu decapitato dalla guerra fredda, perché gli americani si resero conto che non era possibile condannare e giudicare tutti i tedeschi, perché pochi si salvavano. Dico solo per l'Italia, il processo, erano ricercati in Italia circa 1000 criminali di guerra, ma proprio per la guerra fredda furono abbandonati questi processi, perché altrimenti ci sarebbe stata una rivolta nei confronti delle potenze alleate da parte di chi naturalmente subiva questi processi, e non era un bel vedere. Quindi fu messa una pietra sopra sul passato, ma quello che fece la politica non fu fatto anche dalla storia, per cui la pietra sul passato ha pesato anche sulla storia, e la storia è stata dimenticata, ma soprattutto i fatti non sono stati insegnati alle generazioni future, per cui spesso l'ideologia acchiappa, ma non fa capire ai giovani dove porta quella ideologia, perché poi è un conto è pensare a un determinato sviluppo e a una determinata scelta politica, è un conto capire dove quella scelta politica potrebbe portare, e la maggior parte di queste persone non lo sa. Certo, prima di chiudere questa pagina dedicata alla storia, volevamo proporvi un breve brano di un famoso film sul processo di Norimberga, Vincitori e vinti, con Spencer Tracy e Richard Widmark, e in questo brano che vi presentiamo ritroveremo alcuni dei punti di cui abbiamo discusso adesso, cioè i punti interrogativi che avevano proprio i giudici. Sentiamoli. Ecco, insomma abbiamo sentito, no? I punti interrogativi. Visto che abbiamo tanti storici, vorrei fare l'ultima domanda provocatoria. Visto che si può fare un giudizio e anche, diciamo, realizzare, diciamo, retrodatato, cioè è possibile giudicare e condannare chi ha commesso reati nella storia. Prendo un nome a caso: Giulio Cesare. Giulio Cesare, per il processo di Norimberga, aveva fatto un reato di crimini di guerra, aveva fatto delle stragi terribili, aveva portato a casa, mandato a Roma circa 1 milione di schiavi, no? Schiavo, diciamo che non li ammazzavano nel tempo. Crimini contro l'umanità, ovviamente, e contro la pace. È lui che dichiara guerra ai Galli. I Galli non vengono in Italia a dichiarare guerra. Ma dico, Giulio Cesare è uno. Poi Papa Urbano II, quello che gira tutta l'Europa gridando e predicando: andate a liberare il Santo Sepolcro, e quindi indice per me la seconda crociata, non la prima, quella di Goffredo di Buglione, perché la prima, l'esempio viene da Costantino, è Costantino che fa la prima battaglia usando la croce come arma di guerra. Sempre restare nella polemica attuale di crocifissi in classe. No? E poi, per esempio, a Urbano II, ma Goffredo di Buglione, Riccardo Cuor di Leone,
che fa decapitare di fronte alla schiera di soldati del Hassan al-Din ben 2700 prigionieri, per far vedere quanto feroce era. Ecco, questa gente si può giudicare o si può continuare nelle scuole a raccontare come se fosse la lieta novella o come fosse una storia tipo Cappuccetto Rosso e il Principe Azzurro? Non è il tempo che la storia applichi anche in forma scorretta ma retroattiva i principi per cui sono state applicate le leggi a Norimberga? Prego. La domanda è molto bella e molto provocatoria. Sicuramente meriterebbe una riflessione a tutto tondo molto ampia. Io credo una cosa, giustamente diceva il professore che oggi siamo così avvezzi a dare giudizi e lo facciamo anche con una certa facilità. In questo caso abbiamo visto il processo di Norimberga, è stato un processo che ha portato a dei giudizi e a delle condanne su episodi di cui però era ancora caldo il sangue di quegli episodi. Oggi gli storici cosa dovrebbero fare secondo me? Dovrebbero avere un maggior coraggio di analizzare i fatti nel contesto in cui sono avvenuti. Le faccio un esempio per cercare di non essere banale. Io ho studiato tanto la Grande Guerra e sto leggendo oggi una miriade di ricostruzioni che tracciano un bilancio rispetto al ruolo dei nostri generali nel corso della Prima Guerra Mondiale, dicendo che erano dei macellai che mandavano centinaia di migliaia di giovani soldati italiani a sfracellarsi sulle trincee nemiche e che non avevano alcun tipo di considerazione per la vita di questi ragazzi, di questi soldati, di questi uomini in quegli eserciti di massa. Se andiamo a vedere però quali erano le teorie imperanti al tempo dal punto di vista strategico e tattico militare, ci renderemo conto che l'attacco frontale rispetto alla strategia bellica imperante era previsto da tutti gli eserciti europei, da tutti gli eserciti moderni, e che di fatto soltanto l'innovazione della tattica dell'infiltrazione applicata dai tedeschi sarà un qualcosa di leggerissimamente nuovo in quel contesto. E allora, tornando al giudizio, dobbiamo veramente definirli come dei macellai, dei criminali, degli uomini che, o dobbiamo definirli per il contesto che erano, come capi che applicavano le teorie del tempo, e quelle teorie avevano il costo umano drammatico che è stato il costo del conflitto. Quindi questo rispondo alla provocazione con una controprovocazione, questo forse perché nasconde la difficoltà di dare una risposta chiara e definitiva al modello. Faremo una trasmissione perché lei l'ha messa sul complicato, invece io semplifico e chiedo a Zanella. Il terzo principio per cui sono stati processati a Norimberga e poi l'attuale, perché viene applicato ancora dal Tribunale internazionale, è il delitto contro la pace. Allora, torno all'esempio che ha fatto il suo collega, 1915 l'Italia dichiara guerra ma non è stata aggredita. Allora come la mettiamo? Mettiamo un certo Vittorio Emanuele III? Sì, la questione che viene sollevata è molto spinosa ma anche interessante. Anzitutto sui processi che vengono intentati anche solo a livello spettacolare contro i grandi del passato. Si tengono in varie città d'Italia proprio delle controparti, uno che sostiene la difesa, uno l'accusa, Napoleone, vediamo qualche altro dittatore del passato, e quindi per provare se con i criteri di legge attuali si può esprimere un giudizio. Beh, è più un divertimento, più un divertiment che non un'operazione per esprimere un giudizio, quindi è fatta più per... Anche perché Napoleone è già morto. Ecco, quindi questa è una prima cosa. Per quanto riguarda invece Norimberga, i giudici sapevano, non erano così, diciamo, miopi, da non rendersi conto, ed erano consapevoli delle asperità e le responsabilità e delle contraddizioni che erano insite nel processo stesso, perché quando si portano i capi d'accusa contro la pace vengono a galla ben 34 casi dove venivano violati i trattati di pace tutte le nazioni che avevano partecipato alla seconda guerra mondiale, quindi le prove
sul piano formale, giuridico, erano evidenti, ma ci sono delle altre responsabilità che sono state sottaciute quasi per una difficoltà anche operativa da parte dei giudici. Anzitutto quei trattati di pace che erano stati stabiliti fra il nazismo e la Russia, il trattato di Monaco del 38, Molotov-Ribbentrop del 39, abbiamo trattati firmati che legittimano l'avversario e che gli danno una credibilità anche internazionale. Sotto questo punto di vista c'è l'incoerenza di queste nazioni, e poi, se vogliamo dirla tutta, alcuni vanno a rivedere Norimberga accusando perché in quella sede non si sono tirati fuori anche i bombardamenti indiscriminati sui civili che sono stati operati dalle forze alleate, vedi Dresda, tanto per fare uno dei tanti esempi. Ma è un esempio molto semplice, chi ha una certa età ricorda Pippo. Sì. Era un bombardiere Sì, che viaggiava sì. di notte e aveva solo il compito di abbattere le case dei civili Sì. e non militari, insomma. Prego. E allora ecco, questo è un tipo di responsabilità, poi se volete su Dresda si potrebbe dire qualcos'altro perché fu fatta questa operazione di morte così assurda e così inutile sul piano strategico militare. Poi l'altra responsabilità che si doveva, o che qualcuno col senno di poi avrebbe voluto vedere sul banco degli imputati, la responsabilità americana dello sganciamento delle due bombe atomiche, per dire. Ecco, dicono che queste cose comunque erano palesi, erano evidenti, ma i giudici, ahimè, hanno operato con l'equilibrio a loro consono e possibile, tenendosi conto che si stavano muovendo in un terreno, in un contesto molto, molto difficile. Da dire ancora che il processo di Norimberga aprì uno squarcio conoscitivo sulla realtà del Terzo Reich e per un compromesso dell'epoca si decise di processare solo i capi nazisti, le 25 persone, erano stati portati alla sbarra anche medici, SS, altri funzionari, ma dopo alla fine si decise di usare la mano pesante solo su questi perché se no sarebbe stata da portare in prigione o sotto processo anche tutti i funzionari dell'apparato pubblico, sia dell'esercito sia delle funzioni municipali, eccetera, cosa impossibile. Quindi è stato un compromesso Tutte del le tempo. SS, per esempio, perché erano più facilmente incriminabili perché avevano il diritto-dovere di non far prigionieri e quindi contro i trattati di Ginevra e dell'Aia. E quello che Norimberga non fece, perché rimase sempre qualcosa di incompiuto nella conoscenza di quanto era avvenuto, lo fece il processo del 1961 a Adolf Eichmann, che è stato giustamente ricordato perché catapultò di nuovo un'attenzione mediatica incredibile, dove aver catturato il burocrate dello sterminio, perché aveva fatto la contabilità di 11 milioni di ebrei in tutta Europa che dovevano tornare come deportati in tutti i campi di concentramento, lì di nuovo a comprendere e a capire che allora era in atto un processo genocidario, cosa che non fu messa a fuoco totalmente a Norimberga. Certo. Bene, allora ci fermiamo qui, andiamo un attimo in pubblicità e subito dopo torniamo però per iniziare allora ad affrontare il primo tema, chiamiamolo così, di attualità, cioè quindi questi 70 anni della Repubblica Popolare Cinese. A tra poco, dopo il break.